Italian financial police have dismantled a clandestine cigarette factory in Friuli Venezia Giulia, seizing 77 tons of product in an operation worth an estimated 89 million euros. Il controllo economico del territorio è un controllo che serve a intercettare i traffici illeciti, che possono essere di transito verso altri stati o verso altre regioni, oppure possono anche portare a individuare strutture sul territorio. Nel caso di specie, l'approfondimento che è stato fatto ha fatto individuare una struttura residente sul territorio che era un centro di produzione e un centro logistico per quanto riguardava la commercializzazione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. È stata smantellata una organizzazione volta al traffico e quindi in questo modo di sostanze che non sono stupefacenti in questo caso, ma per la particolarità è che si tratta proprio di sigarette, quindi di contrabbando. La particolarità perché ha ad oggetto tre stabilimenti industriali, due pienamente attivi, dove c'era proprio un vero e proprio laboratorio, una fabbrica clandestina. Sostanzialmente è stato appurato che dall'estero e in particolare dalla zona dell'est arrivava la materia prima, quindi il tabacco che veniva lavorato all'interno di queste fabbriche, venivano create le sigarette, venivano confezionate e poi venivano stoccate in un altro magazzino e poi distribuite all'estero. Una società che si occupava e si occupa tuttora di logistica sul territorio, lavorando con altre società, che a un certo punto ha deciso di, tra virgolette, prestarsi a collaborare con un'organizzazione criminale transnazionale per realizzare questo tipo di illeciti, sicuramente ricavandone un profitto.